di Cison di Valmarino, ergastolo per Sergio Papa. Dopo quasi 7 ore di Camera di Consiglio, la sentenza di primo grado per il massacro dei coniugi Nicolasi, accolte in pieno le richieste del PM. 2 ricoveri per meningite a Treviso, 2 casi non correlati tra loro, un 15enne per meningococco, scattata la profilassi, un 42enne in rianimazione per pneumococco. La legge di bilancio equipara gli alloggi popolari alle seconde case, soggette quindi al pagamento dell'IMU. Preoccupazione nelle ATER, il pagamento della tassa avrebbe pesanti ripercussioni sulla manutenzione degli alloggi. Incontro di fine anno con il vescovo di Treviso, il primo per Monsignor Tomasi, che tra le riflessioni parla di autonomia e odio sui social. Nasce a Bologna la Maxi Partnership Era Ascopiave, che creerà un operatore leader nel nord-est per l'energia. Più di un trevigiano su 10 è obeso, i più a rischio sovrappeso sono i meno abbienti e quelli meno istruiti, l'indagine dell'ULS 2. Liliana Segre diventerà cittadina onoraria di Treviso, lo ha votato all'unanimità il Consiglio Comunale ed arriva anche l'apprezzamento di Giancarlo Gentilini. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca giudiziaria in apertura l'avete sentito dai titoli: ergastolo e 2 anni di isolamento diurno per Sergio Papa, il 36enne di Refrontolo, accusato del duplice omicidio di Loris e Anna Maria Nicolasi il 1° marzo del 2018 nella casa della coppia Rolle di Cison di Valmarino. Dopo quasi 7 ore di Camera di Consiglio, pochi minuti fa in tribunale a Treviso, la lettura della sentenza nel processo di primo grado. Questo dunque il verdetto della Corte d'Assise presieduta dal giudice Michele Vitale. La pubblica accusa aveva chiesto l'ergastolo per Papa, ritenuto l'autore del massacro di Loris e Anna Maria Nicolasi, assassinati nella loro villetta, un delitto aggravato dall'efferatezza e da futili motivi. Tesi dell'accusa accolta dalla Corte, che ha condannato il 36enne all'ergastolo. Soddisfazione della figlia Catiuscia Nicolasi, ma sentiamo nel servizio le reazioni a caldo subito dopo la lettura della sentenza. Certo, sono contenta. È stato riconosciuto. È un verdetto che fa giustizia. Veramente con il cuore va al dottor Davide Romanelli e al colonnello Giovanni Mura e tutti i suoi uomini per il lavoro svolto e per aver assicurato la giustizia a una persona pericolosa come Sergio Papa. Questo lo dico con il cuore e li ringrazio veramente per tutto il lavoro fatto. Questa sentenza per voi come famiglia che cosa rappresenta? Rappresenta molto, sì. Da questo momento, insomma, Da questo momento io ricomincerò a vivere. Finalmente mia sorella potrà rimanere in pace. E anche il Catiuscia ha avuto la pena giusta e mi sono complimentata con il pubblico ministero perché ha fatto fino in fondo il suo dovere. La mia sensazione è che si cerchi un po' in qualche modo di adattare, diciamo, ecco, perché di sono adattare casi le situazioni, perché sono casi che richiedono necessariamente che ci sia una responsabilità e che si dia il senso che comunque si è stato in grado molto velocemente, se vogliamo, di risolverlo, no? Però se poi da lì passiamo al livello delle prove, in questo processo sinceramente, se la motivazione si baserà, come presumo si possa basare anche sulla prova del DNA, io credo che rischiamo veramente di strumentalizzare una prova scientifica soltanto per adattarla al caso che ci interessa. Perché mi sembra che chi ha seguito le fasi del processo non potesse avere obiettivamente dei dubbi, ma sa, quando si aspetta una sentenza ti viene sempre la paura che qualcosa sia sfuggito, anche bravissimo, soprattutto per i tempi che si allungano. Invece è andato tutto bene. Benissimo, grazie.
2 casi di meningite in poche ore all'ospedale Cafoncello di Treviso, un 15enne ricoverato da ieri sera nel reparto di malattie infettive del Cafoncello con meningite da meningococco. Il giovane, residente nell'Interland, ha iniziato ieri mattina ad accusare febbre e cefalea. Nel pomeriggio, a seguito del peggioramento delle sue condizioni, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso, dove in serata è stato disposto il ricovero in malattie infettive. Le condizioni sono discrete. È scattata la profilassi antibiotica per i contatti stretti del ragazzo in ambito scolastico, familiare e del tempo libero. Il secondo caso, invece di meningite, non è correlato al primo e riguarda un paziente di 42 anni con una meningite da pneumococco che non richiede quindi misure di sanità pubblica. Attualmente è ricoverato in rianimazione al Cafoncello in prognosi riservata. In questo secondo paziente la meningite è insorta come complicanza di un'otite. La legge di bilancio equipara gli alloggi popolari alle seconde case, soggette quindi al pagamento dell'IMU. Preoccupazione nelle ATER: il pagamento della tassa avrebbe pesanti ripercussioni sulla manutenzione degli alloggi. Sentiamo. Ma a noi risulta che all'articolo 95 della finanziaria abbiano di fatto scritto che non sono da considerarsi alloggi sociali quelli gestiti dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari. Quindi, prendendo via questa definizione, di fatto equipara le ACP o le altre, per si voglia, a dei privati, e quindi questi alloggi diventano di fatto delle seconde case. Alloggi popolari equiparati alle seconde case, soggetti quindi al pagamento dell'IMU che ricade sull'ente proprietario dell'immobile, quindi l'ATER o gli ACP. C'è preoccupazione in queste ore ai piani alti degli enti che gestiscono le case popolari, perché la legge di bilancio 2020, non riconoscendo le case popolari come alloggi sociali, reintroduce l'IMU che era stata cancellata nel 2014 dal governo Renzi. Una tassa che, sottraendo risorse agli enti, avrebbe ripercussioni pesantissime sulle manutenzioni programmate degli alloggi popolari. Federcasa, l'associazione nazionale delle ATER, ha scritto una lettera aperta al Premier Conte chiedendo una modifica della norma. Abbiamo fatto un documento che è arrivato appunto sul tavolo del governo e quindi speriamo venga accolto, e questo qua ci risolverebbe il problema. Sì all'autonomia, ma solo se solidale. Stop all'odio sui social. Così il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, a poco più di 2 mesi dal suo insediamento. Basta l'odio, l'odio c'è, è una realtà umana, ma deve essere sconfitta dall'amore. È una frase banale detta così, però dobbiamo fare un po' di igiene nelle nostre menti, nei nostri cuori, e nutrirci di immagini buone, perché sennò rischiamo che non vediamo più il tanto bene che c'è, che è quello che ci fa vivere. Un bene che per Monsignor Michele Tomasi, da poco più di 2 mesi vescovo di Treviso, è presente nella società trevigiana. A pochi giorni dal Natale dice di averlo toccato con mano nelle sue prime uscite, dalle case di riposo al carcere minorile. C'è tanto bene, c'è una tradizione di bene, di solidarietà che insegna a tutto il mondo qui a Treviso, e questo è un capitale che abbiamo solo noi, questa è una ricchezza, questo fa veramente la differenza. E a fare la differenza è la solidarietà, la capacità di occuparsi della solitudine propria e altrui. Ma la Chiesa trevigiana guarda anche al territorio. Inevitabile chiedere al vescovo, bolzanino di nascita, quanto il modello dell'autonomia possa essere calato anche sul Veneto. Su questo il vescovo ha le idee molto chiare: autonomia sì, a patto che sia solidale. L'autonomia significa, e se significa che le decisioni vengono prese quanto più vicine alle persone che sono interessate da queste decisioni, è bene, deve essere così. Non posso decidere a decine di migliaia di chilometri il destino del mio e della mia famiglia, ma siamo anche legati da vincoli di solidarietà con altre parti, con tutto il resto almeno del territorio nazionale, dell'Europa, e poi abitiamo una casa comune nel mondo. Si sta chiudendo in queste ore quella che passerà alla storia come la svolta epocale di Ascopiave. L'azienda distributrice di energia cede all'Emiliana Era il pacchetto clienti, ma in cambio allarga nel nord-est la sua rete distributiva e la gestione dei contatori.
Tu mi dai i tuoi clienti e io in cambio ti cedo la mia rete distributiva e relativi contatori. Si sintetizza così, forse un po' grossolanamente, l'accordo che si sta perfezionando in queste ore tra Ascopiave, la società di distribuzione di energia trevigiana, controllata dai comuni, e Hera, uno dei colossi nazionali che operano nel settore. Un passaggio quasi obbligato per l'azienda di Pieve di Soligo, considerando la prospettiva, seppur slittata dalle leggi di stabilità, del mercato libero dell'energia, e un buon, anzi ottimo affare per gli emiliani che si allargano a tutto il nord-est giocandosi il primato del settore con aziende tipo Eni o Edison o la lombarda A2A, quella che gestisce Milano e Brescia, solo per dare la dimensione della clientela e del giro d'affari. Perché è un buon affare per l'azienda trevigiana controllata dai comuni? Perché Ascopiave nasce per volontà del senatore Fabbri per creare e gestire la rete distributiva, tradotto tubi e contatori, e solo successivamente ha iniziato a gestire clienti e a variare l'offerta energetica con l'elettricità. Un settore, quello commerciale, che nei prossimi anni diventerà davvero di estrema competitività e dove se sei piccolo rischi di venire schiacciato dai colossi più competitivi per tipologie ed offerte. Ecco il perché della cessione di 1 milione di clienti per un valore di oltre 860 milioni di euro, seppur graduata in 7 anni e con una serie di verifiche, ma anche dello scambio con Hera della rete in tutto il nord-est, che è quantificata in 188.000 contatori e che fa diventare Ascopiave, con un totale di 775.000 utenze, la prima società di distribuzione di tutto il nord-est. Caccia agli ecovandali, grande l'impegno della polizia locale di Treviso con appostamenti e fototrappole. Intanto a Sant'Antonino l'ennesimo abbandono di rifiuti, residenti indignati. Vediamo. 2 o 3 giorni fa non c'era, quindi sono stati scarichi fatti in questi giorni, ultimi giorni. Non può continuare in questa maniera, a scaricare negli angoli delle città, assurdo. Via Bampo, quartiere di Sant'Antonino, i residenti sono indignati dopo che da qualche giorno sul ciglio della strada sono stati abbandonati questi rifiuti, sacchi, bidoni, latte, materiale di scarto di cantiere. C'è chi si ferma e fotografa. Vado lì all'ufficio al Foro Boario e gli farò vedere le foto. Una situazione che sembra già oggetto di indagine, visto gli adesivi posti sui sacchi dalla vigilanza ambientale del Consorzio Priula. E sul tema dell'abbandono selvaggio di rifiuti è forte l'impegno anche della polizia locale, che negli ultimi giorni ha individuato alcuni ecovandali. È una materia che la popolazione vive con molta sensibilità. Abbiamo intercettato 3 persone che hanno abbandonato sacchetti di rifiuti e su altre 2 persone stiamo facendo degli accertamenti. La polizia locale, grazie a servizi di appostamento in borghese e alle numerose fototrappole installate sul territorio comunale, sta rendendo la vita difficile a chi pensa di evitare il corretto smaltimento abbandonando i rifiuti. Abbiamo collocato queste fototrappole nelle zone più sensibili dove ci sono più frequenti gli abbandoni dei rifiuti e continueremo su questa linea, continueremo, come sono le indicazioni da parte dell'amministrazione comunale, di controllare, verificare, sanzionare quelli che sono questi che sono comportamenti assolutamente illeciti, che possono tra l'altro sconfinare anche in ambito penale. Reato penale che scatta quando ad abbandonare sono professionisti o ditte. Per quanto riguarda le sanzioni, ricordo che un privato cittadino che abbandona il rifiuto può essere sanzionato da 300 a 3.000 euro qualora si tratti di rifiuti pericolosi. Per quanto riguarda invece le imprese, le sanzioni sono molto pesanti. Ricordo che passiamo da un 2.600 euro a 26.000 euro e anche l'arresto da 3 mesi a 1 anno. Parliamo ora di salute pubblica, perché quasi la metà dei trevigiani è in sovrappeso o obesa, percentuale che cresce con l'età, anche se preoccupa la situazione dei bambini. I dati dell'ultima indagine dell'ULSS 2 della Marca. Circa il 45% delle persone adulte sopra i 18 anni sono in sovrappeso o francamente obesi, sono circa 330.000 persone, delle quali 80.000 circa sono in una situazione di obesità. La salute e il peso dei trevigiani. L'ultima indagine del servizio epidemiologia dell'ULSS 2 della Marca fotografa una situazione che, seppur con dati lievemente inferiori alla media nazionale, mostra comunque una popolazione ancora troppo lontana dal peso forma. L'eccesso ponderale è più diffuso tra gli uomini e sale con l'età. Quasi il 60% dei trevigiani over 65 è in sovrappeso o obeso. Ma a far salire il lago della bilancia sono anche situazioni socio-economiche problematiche. Le persone che si trovano svantaggiate sono svantaggiate anche in questo senso. Abbiamo più persone obese fra le persone con un livello culturale basso e con una situazione economica disagiata, e sia succede negli adulti che tra i bambini.
L'eccesso ponderale è diffuso anche tra i bambini trevigiani, 1 su 4 risulta in sovrappeso e gli adolescenti circa il 16%. È una situazione che può essere pericolosa per la loro salute perché se non corretta può trascinarsi in età adulta con le conseguenze di cui si diceva prima, cioè l'aumentato rischio di incorrere in problemi cardiovascolari, l'aumentato rischio di diabete e l'aumentato rischio anche di certi tumori. Sono circa 200 ogni anno nella Marca le morti legate in vario modo all'eccesso di peso, eppure solo poco più della metà segue il consiglio di mettersi a dieta. Promuovere la salute attraverso la sana alimentazione è un obiettivo importante per l'ULSS 2, con un impegno nelle scuole per validare i menù delle mense e attraverso corsi di cucina sana. Ci sono dei gruppi di cucina sana in cui cerchiamo di far vedere che si può mangiare in modo sano conservando il piacere del cibo, il piacere del mangiare, che è un piacere importante, e questi gruppi vengono svolti nei vari comuni dell'ULSS. Fino adesso hanno coinvolto più di 1 migliaio di persone. Liliana Segre diventerà cittadina onoraria di Treviso, lo ha votato all'unanimità il Consiglio Comunale. L'approvazione all'unanimità in Consiglio Comunale è arrivata alle 10 della sera, quando maggioranza e opposizione hanno votato per la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, un passaggio non scontato considerate le polemiche e i distinguo che hanno attraversato tutta Italia in queste settimane. Anche a Treviso c'era stata qualche tensione, prima la mozione del PD, poi quella della Lega, infine la sintesi con l'eliminazione chiesta dal Carroccio del riferimento alla Commissione parlamentare contro l'odio che il centrodestra non aveva approvato. Per il primo cittadino si tratta di un segnale forte e chiaro. Segre, deportata 13 anni nei campi di concentramento, è una testimone della storia e merita il rispetto dell'intera comunità, un messaggio anche contro l'odio social. È stato un bel segnale che parte proprio dalla città di Treviso contro l'odio, contro le discriminazioni, e a sostegno della senatrice Segre, che in questo momento è diventato questo simbolo importante in un momento storico delicato dove ci sono altre forme di violenza, quelle per esempio social o comunque attraverso i media, che credo debbano essere assolutamente arginate. Per il Partito Democratico la dimostrazione di una città aperta dove però soprattutto nelle scuole bisogna lavorare per la memoria. Non dimentichiamo che a Monigo, nell'attuale caserma militare, c'è stato un campo di concentramento durante il fascismo e quindi anche su questo la mozione verteva, bisogna lavorare sulla memoria per ricordare che anche a Treviso ci sono stati episodi tragici. E arriva un sostegno pieno anche dallo sceriffo Giancarlo Gentilini, più volte nel corso della sua lunga vita politica finito al centro di infuocate polemiche proprio per frasi considerate razziste. L'appoggio alla mozione è incondizionato. Approvo l'operato del Consiglio. Credo sia finito il tempo delle critiche. La guerra è passata, non facciamo rinascere contrasti, perché per far grande l'Italia ci vuole coesione, ci vuole rispetto e ci vuole amore verso il tricolore. Pubblicità ora tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in studio, spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. In un momento molto caldo per l'occhialeria bellunese, Marcolin presenta i risultati del suo 2019. Il cuore pulsante dell'occhialeria bellunese da tempo ha spostato il suo quartier generale nella zona industriale di Longarone e fa impressione osservare gli stabilimenti che sfornano gli occhiali più famosi al mondo. Sono uno vicino all'altro, Telios, Marcolin, Safilo, i primi col vento in poppa, Safilo con la fresca dichiarazione di 700 esuberi che venerdì pomeriggio saranno discussi al tavolo regionale. Dall'amministratore delegato di Marcolin, Massimo Renon, oggi è arrivato un messaggio di solidarietà per nulla scontata ai lavoratori. Noi facciamo gli auguri a tutte quelle donne e quegli uomini di Safilo che stanno vivendo sicuramente un momento difficile
e di grossa indecisione. Noi vogliamo fare tutto quello che è possibile, se riusciamo e se possiamo, per aiutarli. È ovvio che il nostro primario obiettivo è garantire alle persone di Marcolin un futuro, un'occupazione solida e stabile. E il futuro di Marcolin appare florido, con un fatturato a 482 milioni di euro nel 2018. La strategia messa in campo nel 2019 ha dato ottimi frutti, sia in termini di partnership con i marchi che hanno successo globale, che nel rafforzamento di filiali e della rete di distribuzione. Abbiamo assunto negli ultimi 18 mesi oltre 200 persone, abbiamo portato a bordo marchi importanti, globali, abbiamo investito nell'infrastruttura tecnologica e adesso vogliamo anche massimizzare e consolidare questi investimenti. In un momento molto caldo per l'occhialeria, Renault spiega come sia necessario concentrarsi per sviluppare le competenze capaci di massimizzare le opportunità di mercato. Formazione, sostenibilità e fattore umano sono gli altri 3 step del piano per la crescita futura di Marcolin, il cui pacchetto di maggioranza è nelle mani del fondo francese PAI. Timori su eventuale volontà di disinvestimento non ce ne sono. Io non credo che succeda, sinceramente. Abbiamo ancora delle capacità, delle competenze in questo territorio che sono il vero valore aggiunto di questo settore. Parliamo ora di fauna selvatica, perché è passato in Consiglio regionale il progetto di legge statale per la prevenzione dei danni provocati dai grandi carnivori, ma è già bufera. Il Veneto sulla scia del Trentino Alto Adige contro i grandi predatori. In Consiglio regionale è passato il progetto di legge statale per la prevenzione dei danni provocati dai grandi carnivori e il contenimento delle popolazioni in esubero. Tradotto, orsi, lupi e cinghiali potrebbero essere abbattuti. Il condizionale continua a restare d'obbligo perché il Ministero dell'Ambiente esclude gli abbattimenti delle specie particolarmente protette e quindi si annunciano già carte bollate e ricorsi. La proposta veneta, primo firmatario Sergio Berlato di Fratelli d'Italia, trae origine dalla direttiva europea Habitat e prevede che le regioni, sentito l'ISPRA, possono consentire in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o il prelievo di un numero limitato di esemplari di lupo per protezione della fauna e conservazione degli habitat naturali, di prevenzione di gravi danni all'allevamento o per motivi di rilevante interesse pubblico, nonché per finalità didattiche e di ricerca. Contrarie al testo le forze di opposizione del centro-sinistra. È una legge che non serve, dice il consigliere del PD Andrea Zanoni. Inutile dire che per chi ha subito predazioni, e sono svariate decine in provincia di Belluno nel corso del 2019, la proposta è invece una risposta finalmente concreta. Complessivamente in Veneto ci sono stati 165 episodi di assalti di lupi nel 2019, concentrati soprattutto nel Vicentino e nel Bellunese, con gli ultimi casi segnalati in provincia di Treviso. Fra Trento e Bolzano il problema sicurezza collegato alla presenza dei lupi è stato affrontato immediatamente, ma anche in Veneto l'eccessiva vicinanza del predatore alle case nel fondovalle ha posto il problema di tutela della sicurezza dei cittadini. Il Ministero dell'Ambiente però continua lapidario ad affermare che all'attività del lupo sono attribuiti più danni di quelli che effettivamente produce. Il numero degli esemplari di lupo osservati in Italia dovrebbe aggirarsi attorno ai 2000. Resta da capire quale sia il limite oggettivo in cui si possa parlare di invasione e di problemi di pubblica sicurezza e soprattutto se le giunte regionali possano ritenersi al di sopra della legge nazionale. Tra poco torna 20:10, questa sera si parlerà in studio con Lucio Zanato di animali domestici, ospite Diego Cattarossi, veterinario. E poi la nostra prima serata dalle 21:15 torna alla Zanzega, un viaggio in alcuni dei luoghi più interessanti della regione del Veneto, ospite d'eccezione il presidente Luca Zaia. Sarà un viaggio emozionante quello di stasera, da Venezia alle montagne più belle del mondo, per poi arrivare sulle rive dell'Adige e sul lago di Garda. E vi ricordo ora la nostra rubrica dedicata ai vostri presepi. Potete come sempre inviare le vostre segnalazioni o foto e video dei vostri presepi. Nel caso non siate in grado, contattateci e verremo da voi. E quindi, guardando insieme le immagini del presepe che è stato allestito al Teatro Accademico di Castelfranco, più che di un presepe si tratta di una vera e propria mostra di presepi con una 90ina di natività, noi ci salutiamo. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Subito dopo, come sempre, il meteo. Arrivederci. Noi facciamo da 26 anni una mostra di presepi. Chiediamo aiuto alle famiglie
agli artisti, ai pittori e agli scultori per avere le loro opere e mostrarle al pubblico. Alcuni presepi hanno un'importanza particolare per noi e anche per il pubblico. Sono delle cooperative di diversamente abili che collaborano con noi, creano durante l'anno un presepio particolare. In alcuni casi ci sono artisti che collaborano con scuole e disabili e insieme producono un presepio. A nome mio e a nome del gruppo AIFO di Castelfranco porgo gli auguri vivissimi di un buon e santo Natale a tutti, sinceramente. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Prosegue un tempo molto instabile a causa del transito di una perturbazione atlantica sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 20 dicembre. Sul Veneto giornata all'insegna del maltempo, con piogge diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata o forte intensità, specie durante la serata. Vediamo anche le temperature minime tra 7 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo precipitazioni anche in questo caso piuttosto diffuse, un po' dappertutto e localmente anche forti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo anche in questo caso condizioni di maltempo con rovesci un po' su tutta la nostra regione. Temperature minime sui 7 gradi, valori massimi sui 9-10 gradi circa. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.